Buongiorno a tutti. Quella che vedete qui dietro sono i cancelli dell'area industriale di Ottana, sono 1200 ettari complessivi recintati dove esisteva il consorzio industriale e le fabbriche. Attraversano quei 1200 ettari, attraversa il Tirso. Qual è il problema? È un problema serio, è quello di capire qual è il livello di inquinamento di quest'area. Noi chiediamo autodeterminazione, si sta battendo per avere i dati relativi ai rilevamenti. È un'area molto sensibile, non si dice, però quel livello di inquinamento arriva direttamente alle falde del Tirso, dal Tirso dappertutto. Intanto chiediamo oggi che quei dati siano pubblici, che ci sia un sistema di rilevamento del livello di inquinamento. Chiediamo subito che partano le bonifiche e che si possa in qualche modo capire qual è il costo del recupero ambientale di questi terreni che dovrebbero essere restituiti alla comunità. Ad oggi non abbiamo niente, abbiamo finte bonifiche, abbiamo finti rilevamenti, sappiamo, ma per dati che non sono ufficiali, che alcuni dei siti dove ci sono i punti di rilevamento indicano livelli di inquinamento talmente elevati che si possono considerare fuori scala. Non abbiamo ancora coscienza di quanto sia il danno ambientale che questo sistema sta creando. Le industrie sono tutte chiuse, quei terreni non sono più utilizzati per niente, non possono essere utilizzati a fini agricoli o di altro tipo per i livelli di inquinamento che sono troppo elevati. Su questo la politica ha steso un muro di silenzio. Autodeterminazione oggi propone che questa cosa sia resa pubblica, che sia parte della campagna elettorale, che sia parte di quel dibattito che in tutta la Sardegna si dovrebbe fare oggi e nei prossimi mesi per cercare di capire quanto del nostro territorio è inquinato, come deve essere bonificato, chi deve pagare le bonifiche. Esiste un principio che è il principio del chi inquina paga, che dovrebbe essere applicato a tutte le industrie che hanno devastato il nostro territorio. Qui le industrie erano pubbliche, erano private, ormai non c'è più nessuno, hanno lasciato un terreno inquinato e non riusciamo a capire chi dovrebbe pagare la sua bonifica.